il Communis Veneciarum vede ancora la presenza di un organo di cui non si parla mai perché poi fu soppresso più avanti, l'Arengo. L'Arengo è proprio l'erede di quel populus che eleggeva il Dux, di quel popolo che eleggeva il Doge, è rappresentato proprio dal popolo. Il popolo, cioè, si riunisce, si sa che a una certa ora, a un certo giorno, il popolo è chiamato a esprimersi. Quello era l'Arengo. All'Arengo venivano lasciate ancora molte competenze, ma man mano anche quello, non è un caso, come il Doge, l'Arengo rappresentava il populus, quindi era il binomio assieme al Doge, Doge e Arengo stanno lasciando sempre di più i propri poteri a organi collegiali più concreti che il Maggior Consiglio, quello che abbiamo detto prima, che cominciano ad amministrare il potere quello vero. E allora qual è l'altro appuntamento importante del XIII secolo? Uno è l'inizio del secolo, 1204, abbiamo detto che cosa? Parentesi, per chi non lo sapesse, Enrico d'Angelo, se andate a Istanbul, è ancora sepolto nella Basilica di Santa Sofia, o almeno c'è ancora la sua lapide. Enrici d'Angelo, mi pare sia scritto e basta, ci sono nome e cognome sul matroneo, nella parte alta. È straordinario vedere a distanza di tanti secoli ancora quella testimonianza, perché morirà lì Enrico d'Angelo, non tornerà mai a Venezia. L'altro appuntamento importante è a fine secolo, 1297, la cosiddetta serrata del Maggior Consiglio. Si tratta di una serie di leggi votate dal Maggior Consiglio, passate alla storia col nome di serrata, che non fanno altro che prendere atto di una situazione. Vi è un numero di famiglie importante, un certo numero di famiglie, che ormai gestisce il potere. Questo numero di famiglie è insediato nei collegi cittadini. Questo Maggior Consiglio decreta, da quel momento in poi, sotto il dogado di Pietro Gradenigo, odiato dal popolo, chiamato Pierasso, che per accedere al Maggior Consiglio bisognerà appartenere a quelle famiglie. Anche qui l'ho sintetizzata molto, ma il senso è questo. Questo è l'altro passaggio di consegne nella storia della Repubblica Veneta, perché questo determina il passaggio da quella che oggi verrebbe definita una democrazia, cioè proprio il governo del popolo che elegge una sorta di dittatore che era il Dux, a una sorta di aristocrazia che poi nel tempo qualcuno decide essere un'oligarchia, cioè un governo di pochi, ma insomma un'aristocrazia che secondo il termine greco vorrebbe dire il governo dei migliori, voi Aristotele, tutte figure già conosciute in antica Grecia, ne parla Platone di queste figure di governo, e che quindi nei secoli a venire vedrà il rispetto di questa norma, cioè il potere si trasmette da padre in figlio. Può piacere, non piacere, non ha importanza. Teniamo presente che il giudizio sulla storia non va mai dato con gli occhi di oggi, scusate se dico banalità, va dato con gli occhi dell'epoca, bisogna guardare che cosa c'era attorno, non guardare, confrontare quel sistema per esempio con gli attuali Europa o Stati Uniti d'America, su sistemi sui quali si potrebbero dire mille cose, ma lasciamo stare. Con la nostra idea di democrazia, cioè il popolo che elegge i propri rappresentanti, non andiamo da nessuna parte, dobbiamo confrontarli questi sistemi con quello che rappresentavano loro all'epoca e con quello che c'era attorno. Pensiamo che questo mondo rigoglioso e colorato e pieno di fermenti intorno aveva un feudalesimo pesantissimo, tutto il resto dell'Europa. I servi della gleba, a Venezia non ci sono servi della gleba, non esistono. Il popolo ha una sua dimensione. Il popolo è fatto di pescatori, di piccoli mercanti, di gente che rema, di gente che ha una propria collocazione, nessuno è schiavo di nessuno. La cittadinanza veneziana all'epoca, come in epoca romana, appartiene di diritto ad ogni cittadino veneziano. Non esistono servi della gleba, non esiste gente che fisicamente appartiene alla gente, sia chiaro. Tutto il resto d'Europa sì. Non solo, esiste uno Stato che comincia a forgiare regole di diritto. Io vi ho parlato di due momenti importanti del XIII secolo, in realtà ho sbagliato, sono tre, e adesso vi dirò il terzo. A queste regole di diritto sottostanno tutti i cittadini. Certo ci sono differenze di classe,
ci saranno per secoli in tutto il mondo allora conosciuto, ma sono tutte regole delimitate dal diritto, non c'è un feudatario indipendente da un potere centrale che decide il diritto di vita, ius vitae ac necis, diritto di vita e di morte nei propri sudditi nel campetto attorno al castello, o che ha lo ius prime noctis, il diritto di prima notte sulle fanciulle che debbono sposarsi nell'ambito della giurisdizione del proprio castello. Sono cose inesistenti nella civiltà veneta. Il terzo passaggio è l'approvazione degli Statuta Veneta. Sotto il dogado di Jacopo Tiepolo nel 1242 viene emanato un primo corpo di norme, un primo corpo legislativo importantissimo, di norme civili, ma vi era stato già un corpo di norme penali, quindi Jacopo Tiepolo sarà una sorta di Giustiniano, il legislatore della città veneta. Tutte cose, spiace dire, che i nostri ragazzi chissà perché a scuola non devono conoscere, perché è un corpo giuridico molto importante, per l'epoca molto avanzato, su questo ovviamente vi prometto, non vi annoio assolutamente, che ha una caratteristica importante, che è quella di essere totalmente indipendente dal diritto romano. Venezia è l'unico Stato europeo che non include il diritto romano nemmeno tra le fonti di chiusura. Cioè voi sapete che il diritto ha le proprie fonti, no? Tutti i sistemi giuridici europei dell'epoca avevano o come prima fonte o all'interno delle proprie fonti il diritto romano, lo ius comune. Venezia lo esclude. Perché? Perché il XIII secolo è l'epoca in cui Venezia afferma con forza la propria sovranità, decide di essere una realtà che superiore non riconosce più nessuno al di sopra di se stessa, né imperatori d'Occidente né imperatori d'Oriente, non paga più tributi, vive della propria sovranità, batte moneta, comincia a battere il ducato zecchino, il grosso già da tempo lo batte, le sue monete sono contese in tutta Europa, è già mediazione tra Oriente e Occidente. Nel 1177 è niente po' di meno che, scusate l'espressione volgare, il luogo di mediazione nella guerra tra il papato e l'impero, quindi pensate all'importanza che assume. Quindi ormai Venezia ha assunto una propria dimensione europea, di potenza europea. Sbarchiamo al XIV secolo, siamo al 1300. Venezia comincia a fare i conti con l'entroterra, tra 200 e 300, sempre di più. Già nel 200 ormai le città di terraferma chiamano patrizi veneti a governarle, cioè non a governarle in senso politico, in senso amministrativo e giuridico. I vari comuni, perché è l'età dei comuni che governano le città di terraferma, hanno bisogno di figure di riferimento, i podestà dell'epoca, che dovevano rispondere al comune, ma che per la evidentemente capacità di mediazione giuridica, per il carisma che rappresentavano dal luogo di provenienza, vengono prescelti. Per cui è un'epoca strana in cui troviamo molti nobili veneti che sono podestà di città che non sono sotto il dominio di Venezia. E amus ad bonos venetos, si dice che si dicesse all'epoca, cioè andiamo dai buoni veneti per avere un buon governo. Nel 300 Venezia si ritrova realtà nuove, muoiono i comuni un po' alla volta, nascono le signorie, il Veneto ne è pieno, adesso perdonatemi l'imprecisione cronologica, ma insomma sappiamo che di lì poco prima, poco dopo, a Treviso ci sono i da Camino, a Verona ci sono i della Scala, a Padova ci sono i da Polenta, no, chiedo scusi, da Polenta a Treviso al contrario, perché a Padova ci sono ho detto gli Scalisi, a Verona, a Padova i Carraresi, forse da qualche altra parte da Polenta, insomma. Sappiamo che ci sono queste dinastie che rappresentano che cosa? Le prime famiglie di determinate località che un po' alla volta prendono il potere. Arriviamo all'epoca che abbiamo studiato tutti a scuola delle signorie
Venezia corre anch'essa il pericolo di avere questa trasformazione. Ai primi del 300, quindi siamo a pochi anni dalla serrata del Maggior Consiglio, vi ho detto 1297, nel 1310 accade un fatto. Qualche famiglia potente veneziana, 3 se ne ricordano in particolare, i Tiepolo, Baiamonte e Tiepolo, i Querini e i Badoer, si coalizzano per occupare militarmente il palazzo ducale, uccidere fisicamente il doge e i principali consiglieri e prendere il potere, sostenendo che il doge dell'epoca si era trasformato in un tiranno e che loro volevano restituire la democrazia. In realtà probabilmente volevano costituire delle signorie ad imitazione, o una signoria ad imitazione degli stati di terraferma. È la famosa congiura di Baiamonte e Tiepolo, siamo nel 1310 per l'appunto. Congiura che arriva fino al suo epilogo tragico finale. C'è una convergenza di gente armata verso il palazzo ducale da varie parti della città. C'è un fatto fortunoso che effettivamente si è verificato sul piano storico: una signora anziana alla fine delle mercerie che si affaccia perché sente confusione, c'è questa schiera di armati con l'alfiere e il portabandiera, e questa vecchia affacciandosi fa cadere un mortaio. Questo mortaio si abbatte sulla testa l'alfiere cade stecchito, cade la bandiera, panico tra i congiurati, intervengono le truppe ducali e lì è l'inizio della disfatta dei congiurati. La vecchia del Morter viene definita, ha ancora un suo piccolo monumentino, se voi arrivate alla torre dell'orologio alle mercerie, prima di sbucare in piazza guardate sulla destra, vedrete un monumentino ottocentesco con una donna anziana con questo mortaio, un po' perplessa. Il caso, tante volte il caso fa la politica, non cambia niente. Fanghi, la pietra bianca dove cade dal fiere. E Fanghi, esattamente, dove cade dal fiere, bravissimo. Perché vi ho ricordato questo? Al di là della cosa importante, cioè dell'idea che molto probabilmente appunto una congiura che voleva trasformare in signoria anche Venezia viene sconfitta, il pericolo mortale corso da Venezia, ma nasce un nuovo organo costituzionale, il Consiglio dei 10. Nasce inizialmente in modo sperimentale contro appunto gli attentati alla sicurezza dello Stato, un Consiglio di 10 persone, anziani, particolarmente esperti, altolocati, che veglino sulla sicurezza dello Stato. Questo è un organo che, come sapete, avrà una grandissima fortuna fino alla caduta della Repubblica, che è stato tanto calunniato anche da molti storici, prima francesi ma anche nostrani. Adesso tante favole sono raccontate sul Consiglio dei 10. È stato un organo benemerito che si è occupato di politica, di giustizia, e che nel tempo ha assunto una funzione principale, cioè quella di svolgere funzioni giudiziarie e giurisdizionali nei confronti di chi? E questa è una lezione della storia, della classe di governo, dei nobili. Allora oggi si accusa il Consiglio dei 10 e poi la sua tarda emanazione cinquecentesca, i 3 inquisitori di Stato, di essere stati organi grevi nel modo di fare giustizia, rito inquisitorio, segreto, ci immaginiamo il buio delle segrete, le torture, l'avvocato difensore non era ammesso, scritture, nessuna difesa orale, a differenza, attenzione, della quarantia criminale, che orgogliosamente chi conosce queste cose fa presente essere uno dei primi organi al mondo di giustizia accusatoria. Cosa vuol dire? Processo pubblico, difesa e accusa, un collegio giudicante che ascolta le tesi della difesa e dell'accusa, prove portate da entrambi, un processo modernissimo. Di fronte a questo sta quello del Consiglio dei 10, segreto, chiuso sì, ma nei confronti di chi? Nei confronti dei patrizi. Il patrizio non veniva mai giudicato dalla quarantina criminale, ma solo dal Consiglio dei 10. E nei confronti anche dei non patrizi, laddove ci fossero questioni riguardanti la sicurezza dello Stato. Chiedo, qualcuno pensa che oggi sia molto diverso? Quando vi è un delitto contro la personalità dello Stato, vi ricordate la vicenda Serenissima? È un'illusione pensare che quando lo Stato
moderno, attuale, nostro, non solo il nostro, il più americano, i più evoluti francesi, si sente in pericolo, applichi tutte le regole. Le regole arrivano in ritardo, quando si sono mossi i servizi segreti, la Digos, poi si applicano anche le regole, però si va giù con la mano pesante come momento, e figuriamoci qualche secolo fa, tutto qua. Il Consiglio di 10 aveva soprattutto questa funzione, e poi funzioni politiche, tant'è che entra più volte in conflitto con l'altro organo di cui finora hanno parlato, il Senato, e nel 500, nel 600 e ancora nel 700 ci sono grandi discussioni in Maggior Consiglio sui limiti di potere tra il Consiglio di 10, il Senato e il Maggior Consiglio stesso, e viene sempre di volta in volta ridimensionato. Venezia fonda a questo punto uno Stato, siamo tra il 3 e il 400, che comincia, e poi comincia, tra il 3 e il 400 mette definitivamente il piede in terraferma. La dedizione di Treviso è una delle prime, poi varie tra dedizioni e acquisti militari. Il fatto sta che Venezia, con il dogado di Francesco Foscari a metà del 400, ha un'espansione molto importante, perché si ritrova più o meno nei confini che avrà alla caduta della Repubblica, che potremmo definire all'Adda occidente, all'Isonzo a nord-oriente, l'Istria che fa parte dello Stato d'Atera, la Dalmazia con varie configurazioni nel tempo, più larghe, più strette, un'isola più, un'isola meno, ma più o meno rimane, le bocche di Cattaro che sono la Dalmazia inferiore, l'Albania veneta viene chiamata, all'altezza della città di Cattaro, oggi Montenegro, e poi le isole Ionie, Corfù, Zante, Cefalonia, a vicende alterne il Peloponneso, le isole sotto il Peloponneso, Cipro che poi verrà perduta all'epoca di Lepanto, Creta che verrà perduta alla fine del XVII secolo, e moltissime isole dell'Egeo, la maggior parte delle quali vengono perse a metà del Cinquecento. L'assetto di questo Stato, enorme per l'epoca, si forma a metà del 400. Quindi immaginate questo rapidissimo, parliamo ancora una volta di 2 secoli, la visione della storia lascia sempre un po' perplessi se ci si sofferma a pensare rispetto alla nostra vita o rispetto agli eventi storici con i quali ci hanno abituati a confrontarci, no? La Resistenza, la Seconda Guerra Mondiale in poi è l'unica visione storica che ci danno, più o meno. E parliamo di 60 anni. Io sto parlando di 2 secoli. 2 secoli sono stati un'evoluzione rapidissima per la storia veneta. Uno Stato esclusivamente marittimo che non aveva neanche mestre, nemmeno mestre, si ritrova a dover gestire una realtà territoriale importante. Anche questo determina modifiche costituzionali, ovviamente. Comincia Venezia a confrontarsi con il confine tra il diritto veneto e lo ius comune, perché le città di terraferma invece hanno il diritto romano. Cosa fa Venezia? Con una mentalità di un pragmatismo incredibile, non si sogna nemmeno di dire da oggi in poi l'unico diritto che si osserva è questo. Innanzitutto a tutte le città lascia i propri statuti più ampli se sono città che si sono dedicate a Venezia con la dedizio, statuti un po' meno ampi se sono frutto di acquisizione militare, ma mantengono i propri statuti. Le nobiltà e le borghesie cittadine mantengono i loro ambiti di potere, classi curiali, avvocati, notai, consiglieri dei vari consigli locali mantengono il loro potere giudiziario e amministrativo. Il diritto civile si giudica in ogni luogo secondo le norme del luogo. Venezia non si sogna di imporre il diritto veneto. Per il diritto criminale è un'altra storia, non del tutto, perché anche per il diritto criminale c'è una rete per noi oggi uomini moderni molto complessa, intricatissima, perché ogni luogo aveva un po' le proprie regole, decise sì dal centro, ma con grande autonomia. I
giudici per la maggior parte continuavano a essere giudici del luogo, salvo che non intervenisse il podestà col proprio consiglio, ma il podestà col proprio consiglio, il proprio consiglio non era altro che di nuovo i giudici locali, che facevano una mediazione tra il diritto veneto e il diritto locale di derivazione romanistica, cioè una grande stanza di compensazione di esigenze diverse, culture diverse, origini diverse, che viene mantenuta fino alla fine della Repubblica. Pensate per esempio, mi ha colpito molto tempo fa leggere la dichiarazione, una volta l'ho letto, poi non l'ho letto più perché Poletti non li considera nessuno, di un rappresentante della cosiddetta Slavia Veneta, che non sapevo neanche che esistesse, le valli natisone. Le valli natisone sono popolate, adesso saranno una minoranza, temo, insomma erano popolate quantomeno da una maggioranza di persone di lingua simile allo sloveno, slava. E questo rappresentante ha detto: beh, abbiamo presentato un partito politico per la nostra autonomia e vedo che questo partito politico come simbolo è Leone San Marco. Sono rimasto abbastanza colpito, devo dire la verità, tanto perché appunto si parla di genti slovene, quindi nel nostro immaginario non hanno nulla a che fare, invece no. E perché gli ha chiesto Leone San Marco? Ha risposto perché è stato l'unico periodo in cui la nostra cultura è stata rispettata. Quando Cividale, che aveva il podestà, che in teoria aveva la giurisdizione anche sulle valli natisone e che aveva il consilium, soprattutto cittadino friulano, molto potente, usurpava uno solo dei piccoli privilegi, dei piccoli diritti che le valli natisone erano riuscite a strappare, le singole località delle valli natisone erano riuscite a strappare alla Repubblica Veneta. I rappresentanti, immaginiamo questi montanari, i contadini umili, i più umili di queste valli natisone, non andavano a Cividale, partivano e andavano a Doge. E c'è un famoso viaggio di uno di questi che viene ricordato dagli slavi, da questi slavi italiani, con i quali nella metà del XVII secolo vanno a Doge, e Doge ripristina tutti i loro privilegi. Privilegi all'epoca era il nome per dire i diritti acquisiti e confermati. Questo per dire la mentalità dell'epoca, l'intreccio, la complessità del sistema. Ecco perché l'altro giorno ho letto un intervento di Zaia, sì, molto approssimativo, ma secondo me realistico, cioè parlava di struttura federalista dello Stato Veneto. Qualche cretino gli ha risposto, che non manca mai, gli ha risposto: che federalista, dice, il potere ce l'aveva in mano una classe di governo unica, cosa c'entra il federalismo? Un cretino, perché ovvio che il potere politico, che non è l'amministrazione della giustizia o l'amministrazione di tutti i giorni, era nelle mani della classe di governo veneziana. Su questo non si discute. Ripeto, bisogna contestualizzare quando si parla di storia, non si può confrontare con i giorni nostri. Ma quella classe patrizia, pur essendo la destinataria del potere politico e gelosa del proprio potere politico, aveva un modo di amministrarlo che lasciava grandissima autonomia a tutte le comunità in cui andava. Pensate ai simboli, se voi andate a Cattaro in Montenegro oppure andate a Montona in Istria, sulle porte della città non vedrete mai il Leone di San Marco da solo, vedrete sempre lo stemma cittadino e il Leone di San Marco, o il Leone di San Marco sopra, lo stemma cittadino sotto, viceversa, sempre. Questo voleva anche dal punto di vista iconografico rappresentare la struttura politica della presenza veneziana, e che è testimoniata ancora oggi anche da altri simpatici fenomeni che io poi non vi annoio ulteriormente, che io constato da anni nei miei viaggi, nei miei cose. Mi ricordo una cosa simpatica. Nel 1990, quindi eravamo al collasso della ex Jugoslavia, io feci un viaggio con due amici in Dalmazia, in macchina, e arrivai alle Bocche di Cattaro. Nelle Bocche di Cattaro, che sono, per chi non le ha viste, sono straordinarie, io con alcuni amici ho avuto l'onore di ritornarci di recente, qualche anno fa, un paio di anni fa. Ci sono due isole, una di queste è la Madonna dello Scalpello. Questa Madonna dello Scalpello è un'isola artificiale perché è stata fatta per la devozione popolare dei locali attraverso nei secoli, portando pietre in un luogo dove sarebbe apparsa la Madonna. Hanno tirato su
un piccolo santuario che è del 600, se lo vedete è una chiesa tipicamente veneta, veneziana, l'interno ugualmente, i dipinti ugualmente, eppure tutti sono di maestranze locali, gli argenti ugualmente, ed è disseminata di argenti di ex voto locali. E ce n'è uno particolare in cui si vede una schiera di armati piccolini, questo sbalzo di argento, che scendono da una montagna con una mezzaluna, e un'altra schieretta di armati che si oppone con la croce e col leoncino di San Marco. All'epoca, che aveva ancora la struttura della vecchia ex Jugoslavia, il direttore di questo piccolo museo era un croato, che oggi per fortuna che potete fuori a tutti, no? Per Montenegro, era un croato, professore di regime. E io che parlava perfettamente l'italiano, e io che sono stato sempre un provocatore, gli chiesi: ma questi chi sono? Dice, questi sono i turchi e quegli altri i perastini. Perché dice, i perastini si sono liberati dei turchi e lo hanno fatto anche alla battaglia di Lepanto. È interessante, i perastini alla battaglia di Lepanto avevano una propria da soli, dice, che potrebbe far sorridere, no? Perasto è sempre stata una comunità piccolissima, lo era all'epoca, lo è oggi, e invece se vista con una lente intelligente fa capire una cosa: l'autonomia che Venezia lasciava a queste comunità era talmente importante, talmente forte, che non essendoci più lo Stato Veneto, essendosi persa la memoria spesso di questo Stato Veneto, loro portano in seno una storia di indipendenza, come fossero stati uno Stato indipendente, di autonomia totale. Perché? Perché hanno sempre avuto rispetto delle loro, di quelli che venivano chiamati privilegi, prerogative cittadine, le leggi, la cultura, la religione, mai messe in discussione. Questa è la grande eredità della civiltà veneta, che sfido altri stati, anche moderni, a lasciare o ad aver lasciato. Voi sapete che tra vicende alterne lo Stato veneziano, in questi termini fisici e anche giuridici, lascerà il testimone alla storia alla fine del Settecento, nel 1797, abbattuto da un'armata ideologicizzata. Non voglio entrare perché non fa parte del mio tema, ma insomma relegata poi per altri 2 secoli a uno stereotipo di Stato che ormai era in declino, in decadenza, che non aveva più nulla da dire, di sistema decotto, feste, prostitute, maschere e quant'altro. Per fortuna c'è un movimento anche di storici, io cito sempre il professor Ullino, che ha fatto degli studi meravigliosi sugli anni 90 del Settecento, quindi quando dicono che la Repubblica era decotta, e per Repubblica intendo anche lo Stato Veneto, la terraferma Veneto ormai parte integrante della Repubblica anche come spirito, che smentiscono queste tesi, che però sono dure a morire. Vorrei dire un'ultima cosa a proposito di spirito veneto della Repubblica Veneta. Quando si sottolinea il fatto che i veneti con lo Stato veneziano non hanno nulla a che fare, si crea una mistificazione pazzesca, perché se è vero che all'arrivo di Napoleone le città venete si sono ribellate, la classe dirigente di questa ribellione era fatta di nobili, colleghi miei che non mancano mai da nessuna parte, avvocati dappertutto, borghesi, qualche borghese ricco, ma i contadini, i montanari e la povera gente si è fatta massacrare perché non cambiasse regime in nome di San Marco. Io lascio alle vostre domande e curiosità il resto del tempo, perché è tardi, sono stanchi.